E allora, buongiorno e tanti auguri a tutti. Come da premessa, oggi non vi faccio la barba. Come da premessa nel canale, vi avevo detto già più volte del fatto che questo canale voleva portare un po' alle tradizioni, alle cose, diciamo, di una volta che non si fanno più. Voglio appunto mostrarvi una cosa che non si fa più da oramai anni. Ecco qui. La penna stilografica. La penna stilografica è una cosa che oramai, la penna in genere non si usa più, la stilografica è diventata una cosa abbastanza di nicchia, ma per fortuna ci sono alcuni canali dove, diciamo, alcuni che invogliano la scrittura, alcuni che insegnano pure qualcosina, ci sono consigli, ci sono modi per cominciare a scrivere e per appassionarsi a questo fantastico mondo che non è solo un oggetto, ma anche il piacere della scrittura. La scrittura è nata con i pennini, quindi fin quando poi dopo non sono giunte le penne, quelle a sfera della stilografica, è andata un po' a sparire per fatti pratici, ma vive ancora. E con questa che voglio augurare a tutti è un peccato veramente che alcune passioni, alcune cose di una volta siano andate a sparire perché ci sono mondi veramente eccezionali nascosti dietro a ogni cosa di questa, come vuoi che sia la rasatura, vuoi che sia la penna stilografica. Ve ne mostro un'altra. Questa è una penna alla portata di tutti, vedete? Pennino calligrafico 1.9 stab. Questa è una penna alla portata di tutti. Sembra un giocattolino, ma è una penna a tutti gli effetti. È una bella penna anche, tra l'altro. Ovviamente oggi non sto qui a dilungarmi per quanto riguarda questo argomento, ma magari poi dedicherò un video proprio a parte che riguarda proprio questo argomento. E allora, con questa concludo, ce ne sono ancora tante altre. Con questa concludo e niente, ci vediamo alla prossima sorbata e cercherò di fare un video concentrato proprio per quanto riguarda le penne stilografiche, la scrittura relativamente, perché non sono un calligrafico, non studio calligrafia, quello che faccio sono ricordi ripresi di quando andavo a scuola e comunque scrivo, la penna stilografica la usavo purtroppo soltanto a casa qualche volta che tra virgolette rubavo quella di mio padre e per fare i compiti a casa, perché già purtroppo quando sono andato a scuola
e diciamo già la penna stilografica era in disuso, si usavano semplicemente le penne pennini con i calamai, c'era solo i banchi che portavano la predisposizione quando andavo alle elementari, e la predisposizione per il calamaio. E quindi niente, non ho avuto il piacere io di poter adoperare questo strumento, diciamo, fisso come primo strumento di scrittura. Però ho avuto la fortuna che mio padre ne avesse una e quindi ho usato quella per un po' di tempo. E fin quando poi, vabbè, sono successe delle cose che vennero purtroppo a rubare a casa mia e di conseguenza non presero, tra le tante cose, presero questa penna. E poi da grande ho realizzato comunque di nuovo il sogno di scrivere con questo attrezzo, strumento di scrittura. Ragazzi, io vi saluto e vi auguro buone feste, ciao a tutti.